Loro hanno capito, non occorre neanche dire niente, sanno di sedersi a distanza, ci si parla così un po' da lontano, prima magari si abbracciava qualcuno, adesso bisogna evitare per forza, ecco, no. Però stanno rispondendo bene. Io spero che reggano perché anche dal punto di vista psicologico non è semplice, non è facile. Anche alla casa di riposo San Giuseppe di Orgiano la Pasqua di quest'anno è una festa ridimensionata, ma non si può proprio rinunciare al contatto con i propri cari, almeno in videochiamata. Vedere, quindi attraverso la videochiamata, vedere un proprio familiare, già quello rassicura, perché hanno paura per loro stessi, ma hanno paura anche per appunto i loro cari che stanno fuori di qui. E quindi è un po' una rassicurazione doppia che cerchiamo di fare. Cerchiamo di fare in modo che non diventi anche un ambiente freddo. A norma sì, ma possibilmente non freddo. Anche il personale della cucina in questo periodo cerca di coccolare un po' di più gli ospiti, magari con qualche piatto particolare. Adesso verranno distribuite a ogni ospite, verrà dato un uovo di Pasqua. C'è stato il titolare di un'azienda che ha offerto delle colombe e nell'occasione della Pasqua per i nostri ospiti. È stato veramente gentile, è stato un gesto che mi ha commosso. La Pasqua è anche il momento per riconoscere gli sforzi fatti nella Quaresima in quarantena. Ospiti molto bravi e anche il personale, bisogna veramente dire grazie. Tutti quanti per il loro verso si danno veramente tanto da fare. Infermieri, operatori, personale delle pulizie. È chiaro che le sentiamo anche proprio come missione perché comunque si cerca di fare il massimo per preservare i nostri ospiti e si spera insomma che il virus non entri. Se dovesse entrare comunque siamo pronti appunto a gestirlo. Andrà tutto bene poi? Speriamo, andrà tutto bene, sì.